Che bilancio si può fare, che quadro emerge del Veneto in questo anno e mezzo sotto il profilo dei vari reati ma anche sotto il profilo del vostro impegno? Lei sottolineava insomma, la parte buona che non esclude la parte cattiva. Sì, sicuramente sono due elementi che possono sicuramente andare di pari passo, no? Si tratta soltanto di impostare un'analisi. Allora, io parto da quelli che sono i risultati nostri come Guardia di Finanza in Veneto, che sono sicuramente molto significativi e sono anche costanti, cioè noi ogni anno facciamo un po' un riferimento al bilancio dell'esercizio precedente, no? E cerchiamo di mantenere gli stessi livelli e riusciamo a mantenere gli stessi livelli quantitativi e qualitativi di controllo. Questo appunto dà un'indicazione di come si possono muovere i fenomeni anche illegali nell'area geografica di riferimento. Il Veneto non è purtroppo esente, così come altre regioni, da alcune tematiche sia di carattere evasivo, quando parliamo di evasione fiscale o di spesa pubblica non sempre corretta in alcuni ambiti, oppure sulla contraffazione o lo spaccio di sostanze stupefacenti o la sicurezza più in generale. Però diciamo che è una regione che sicuramente funziona molto bene e il nostro appunto, obiettivo è quello, attraverso i risultati da noi conseguiti annualmente, di poter ancora più far migliorare la gestione in termini generali di questa area geografica. Parlando di evasione fiscale parlava di un 9% in Veneto, che però resta una regione virtuosa rispetto all'evasione italiana. Sì, purtroppo il problema dell'evasione fiscale è un problema un po' costante, no? In Italia ogni anno se ne parla, soprattutto quando è necessario magari attuare alcune manovre o parlare della tematica se sia corretto o non corretto ridurre la tassazione e la pressione fiscale. Purtroppo tutte le regioni italiane soffrono un po' di questo male, cioè l'evasione fiscale è una tematica presente ed è presente anche in Veneto. Sicuramente se noi guardiamo il livello statistico rispetto a quello che è il prodotto interno lordo, quindi la produzione di reddito del Veneto, la percentuale di evasione, pur essendo consistente, è sicuramente inferiore a quello che potrebbe essere, per cui il Veneto, diciamo, sotto questo profilo è una regione abbastanza virtuosa.